Amici sportivi, buon pomeriggio da Tonio Lionetti che vi parla da Gangi. Allora, 12 anni dopo Lucca, ecco un altro grande appuntamento per il Matera Calcio, appunto quello nella piccola cittadina siciliana, dove oggi c'è veramente una gran festa per questo spareggio di ritorno tra Gangi e Matera. Vi diamo subito lettura delle formazioni che scenderanno sul terreno di gioco, che sono state annunciate con un po' di ritardo, a dire la verità, perché c'è stata molta pretattica nei due tecnici dopo la prima partita di andata. Ricordiamo che la partita di andata è finita sul 2-0 per il Matera, con i gol segnati da Filidoro e da Danza allo stadio 21 settembre. Per il Gangi è annunciata la seguente formazione, con il numero 1 Somma, con il numero 2 Surace, con il numero 3 Improta, con il numero 4 Di Chiara, con il numero 5 Buongiorno, con il numero 6 Incitti, con il numero 7 Mammone, con il numero 8 Mocciaro, con il numero 9 Scoperto, con il numero 10 Francioni, con il numero 11 De Luca. In panchina, con il mister che è lo stesso giocatore Stefano Francioni, siedono con il numero 12 Storiale, numero 13 Migliazzo, numero 14 Napoli, numero 15 Bevacqua, numero 16 Di Stefano. Veniamo adesso alla formazione del Matera. Mister Pasquino ha fatto pretattica fino all'ultimo, poi ha sciolto l'ultimo dubbio, quello relativo alla fascia sinistra, schierando Cifarelli al posto di Ciullo. Quindi la formazione è la seguente, con il numero 1 Morciano, con il numero 2 Danza, con il numero 3 Iannella, con il numero 4 Presta, con il numero 5 il capitano Tanzi, con il numero 6 Gigliotti, con il numero 7 Gardini, con il numero 8 Filidoro, con il numero 9 Ristic, con il numero 10 Piero Caputo, con il numero 11 appunto Cifarelli. In panchina, con mister Pasquino, numero 12 Cimino, numero 13 Adorisio, numero 14 Salerno, numero 15 Salvatore Caputo, numero 16 Ciullo. L'arbitro è il signor Messina di Bergamo. Ecco le squadre che fanno adesso il loro ingresso sul terreno di gioco. Ricordiamo che l'arbitro è il signor Messina di Bergamo. Avrà un compito sicuramente non facile, una partita che almeno dal punto di vista emotivo si farà sicuramente sentire. È in gioco d'altronde un intero campionato. Si scatena intanto la sarabanda del tifo qui da parte sia dei tifosi del Matera che dei tifosi della squadra siciliana, che hanno preparato una festa veramente notevole per ricambiare d'altronde la notevole accoglienza che hanno avuto da noi allo stadio 21 settembre. Ci sono addirittura i fuochi artificiali organizzati dai tifosi della squadra siciliana. E c'è un notevole spettacolo in curva, ma sono veramente da elogiare i circa 600-700 tifosissimi materani che hanno seguito la squadra fino a qui. L'arbitro, che lo ripetiamo è il signor Messina di Bergamo, sta controllando che tutto sia veramente a posto, controlla adesso anche il cronometro e fa partire questo attesissimo incontro. C'è stata però una falsa partenza, se così possiamo chiamare. Adesso però l'incontro è cominciato con il Matera che lavora questo primo pallone, passaggio sulla destra per Piero Caputo. C'è stato l'intervento di Improta che ha commesso il primo fallo dell'incontro. Mammone sta per battere questo calcio di punizione, intasatissima l'area materana. Morciano studia il piazzamento della barriera formata da due soli uomini, Gigliotti e Filidoro. Si sbraccia Filidoro per cercare di fermare Incitti, e c'è il tiro di Mammone respinto. Poi interviene ancora Gigliotti, il cross al centro di Mammone e la parata di Morciano. Ottima l'uscita del portiere del Matera, che adesso si appresta all'immediato rinvio. Respira un po' il Matera dopo questa pericolosa punizione battuta dalla destra da Mammone. Il lancio lungo di Improta sulla fascia sinistra intende servire De Luca, che riesce a raggiungere questa palla. Su di lui c'è Danza, riesce a liberarsi di due giocatori. De Luca pericolosamente in aria, il cross di Incitti lungo, il colpo di testa al centro, interviene Mocciaro, la palla finisce fuori di poco, deviata da un difensore del Matera ed è quindi anche calcio d'angolo. Ancora un'azione sulla sinistra, si è liberato Francioni in piena aria, il tiro sull'esterno della rete del numero 10, capitano e allenatore della formazione gangitana. Allunga sulla sinistra verso Incitti, da questi va Mocciaro,
il capitano Scodella al centro, c'è al centro il tiro di Francioni sul passaggio di Scoperto. All'ultimo momento su Francioni è intervenuto provvidenzialmente Danza, sempre puntualissimo il difensore materano, è riuscito a sventare questo primo forse vero pericolo in piena area del Matera con Francioni quasi solo. Adesso c'è un fallo laterale per il Gangi, appoggiato al centro, prolunga il pallone Incitti, colpisce di testa Iannella, ancora Tanzi, poi ancora Iannella al centro dell'area, riesce a rovesciare proprio Ristic arretrato, non c'è nessun Materani avanti, il cross al centro, non riesce a intervenire Danza, provvidenziale l'uscita di Morciano su Francioni, grandissima uscita del portiere materano che poi rimane contuso anche in questo scontro con il numero 10 Francioni, e a terra il portiere del Matera, forte del 2-0 ottenuto domenica scorsa nella partita di andata. Il cross di Moccero al centro, svetta ancora Iannella, poi al limite dell'area esce Morciano sullo stesso Scoperto, e c'è ancora un'ottima uscita del portiere materano che si sta difendendo molto bene. E c'è stato un contrasto piuttosto pesante tra Surace e Ristic. Ristic è rimasto ancora a terra, ci sembra si sia fatto male l'attaccante del Matera, ne approfitta il Gangi, viene avanti, in piena area c'è De Luca, si gira De Luca, gran tiro, e per fortuna la palla finisce di un soffio fuori, ha sfiorato l'incrocio dei pali. Il pallone si era girato molto bene in piena area De Luca, il fallo laterale viene battuto dallo stesso Francioni, il cross al centro è un tiro cross di Mammone, fa buona guardia però ancora una volta il portiere materano Morciano. A questo punto il recupero che sta concedendo fino a questo momento l'arbitro, che proprio in questo istante fischia la fine del primo tempo. I primi 45 minuti di gioco quindi si concludono a reti bianche tra Gangi e Matera. L'arbitro è al centro del campo, vediamo adesso se c'è stata qualche variazione negli schieramenti. Per quanto riguarda il Matera non ci sembra di vedere nessuna novità, ma neanche per quanto riguarda il Gangi a prima vista ci sembra che sia entrato nessuno a sostituire l'11 che aveva iniziato la gara. Il rinvio di Morciano piuttosto corto a centrocampo, la palla è stata deviata da Moccaro, Ristic cerca di recuperare questa sfera su Improta, sulla destra c'è Ristic, il cross al centro ed è Filidoro che aggancia, poi il tiro di Gardini, gran tiro di Gardini e grande parata di Somma. Il tiro di Gardini era indirizzato proprio al 7 sulla destra del portiere siciliano, gran tiro del terzino materano, ma grande risposta anche del portiere siciliano che ha deviato in calcio d'angolo. Ricordiamo che Piero Caputo è stato ammonito nel primo tempo proprio per un fallo su Improta. Adesso c'è un'uscita di Morciano, c'è Moccaro che recupera questa sfera, il tiro di Mammone, poi ancora Moccaro, ribattuto il tiro. C'è Ristic che cerca di recuperare questa palla, viene anticipato da Di Chiara, apertura sulla sinistra verso De Luca, il cross al centro è però troppo centrale, Morciano fa buona guardia nella propria area piccola. Il calcio di punizione relativo sta per essere battuto lungo da Tanzi, tenta addirittura direttamente il tiro in porta cercando di sfruttare la traiettoria del vento il capitano materano, ma è troppo centrale, Somma non ha avuto alcun problema. Ancora Francioni cerca di liberarsi di Filidoro, ci riesce in seconda battuta. Adorisio ha subito fallo poi da Francioni, Adorisio è rimasto a terra, il gioco però prosegue con Francioni sulla fascia sinistra, al centro il cross di Francioni è però direttamente fuori, nulla di fatto. Adorisio comunque è rimasto a terra su questo contrasto con il giocatore allenatore della formazione gangitana. L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del centrocampista materano e chiama i sanitari del Matera in campo, quindi Adorisio è a terra soccorso dai sanitari del Matera. Si esalta il pubblico materano, è veramente una grande emozione sentire di nuovo questi cori. 12 anni dopo Lucca speriamo, non vogliamo dirlo per scaramanzia, per vivere un'altra grande promozione, un grande ritorno tra i professionisti della squadra materana. Poi interviene Bongiorno verso Francioni, cerca di contrarlo Salerno, la palla su Improta, il lancio al centro, colpo di testa di Mammone, Moccaro, tiro, parata di Morciano e all'ultimo momento riesce a rinviare Iannella, anzi Tanzi.
e c'è stato un grande intervento, un grande pericolo per il Matera su questo inserimento centrale di Mocciaro. Il capitano Gangitano ha tirato di prima intenzione, è riuscito a respingere Morciano, poi da 2 passi la difesa materana ha sbrogliato, ancora una gran mischia in area, esce Morciano, tocca appena la sfera, al limite dell'area c'è uno scontro, cerca ancora Mocciaro il tiro, in piena area De Luca, palo, sfiora il palo De Luca su questo grandissimo tiro da solo al centro del campo, dell'area. Si è aperta la difesa materana, De Luca si è girato e a Morciano, questa volta ormai battuto, la palla ha sfiorato il palo esterno alla destra del portiere materano. Di disturbare l'azione del Matera si sgomita e il tiro di Mammone, ancora una volta Rosario Salerno, espulso, è inevitabile l'espulsione di Rosario Salerno, al 33esimo minuto del secondo tempo, ma francamente, lasciatecelo dire, ci sembra questa volta evidente. Ancora un colpo di testa del libero materano, c'è Bongiorno al centro verso Scoperto da solo, il tiro fuori il tiro di Scoperto, lo aveva controllato Iannella ma Scoperto era riuscito ugualmente a liberarsi della guardia del difensore materano. Gigliotti, viene fuori il Matera, ancora con Gigliotti, va via Gigliotti sulla fascia destra, si allunga sulla fascia destra Gigliotti, c'è al centro Danza ma anche Ristic dalla parte opposta, il cross di Gigliotti e Danza cerca il tiro ma all'ultimo momento viene contratto da Francioni in calcio d'angolo. Adesso c'è ancora un'azione di Mammone, non riesce a controllare Tanzi e c'è un'uscita provvidenziale di Morciano, poi un tiro di Di Stefano che finisce fuori. Ancora un grosso pericolo per il Matera, questa volta su uno svarione di Tanzi che non è riuscito a controllare una palla passata in profondità. Peccato che quest'anno questa ingiusta legge degli spareggi abbia dovuto comunque scegliere una tra le due per la promozione in Serie C, ma adesso lasciateci godere questi bellissimi momenti. È finita in questo momento, il Matera è in Serie C2, finalmente lo possiamo dire, i giocatori vanno a ringraziare i meravigliosi tifosi, è un momento veramente emozionante, scusateci, il momento di grande emozione, ma è un momento veramente esaltante. Il Matera è finalmente in Serie C2, onore al merito a questa grande squadra siciliana che è riuscita a lottare veramente su ogni pallone, è riuscita a contrastare fino all'ultimo il Matera, ma l'11 di Pasquino si è difeso e adesso festeggia questa promozione in C2. Vediamo il collega Nicola Andrisani al centro del campo, vediamo se riesce ad avvicinare qualcuno, c'è grandissima festa, c'è una grande festa al centro del campo, ci sono tutti i giocatori che saltano insieme al mister, ringraziano il meraviglioso pubblico materano che ha seguito qui in Sicilia la squadra. Ecco Pasquino sotto la gradinata del pubblico, ancora Nicola, pronto Nicola? Abbiamo l'esultanza dei giocatori, siamo tornati in C2, siamo tornati! Sono le prime impressioni dei giocatori! Franco, è bellissimo, siamo tornati in C2, Franco! È bello! Manuele, attenzione! Un gladiatore! Paolo è stato bravissimo! Paolo! È bellissimo! Gigliotti, dici due cose subito! Sono commosso, non c'ho parole per dire questa gioia che abbiamo sperato fino all'ultimo di fare questo C2, ce l'abbiamo fatto! Capitano, tanti, allora in C2 finalmente! Meno male, una sofferenza mai vista, guarda! Ci siamo difesi, non sapevamo come difenderci, però è andata bene comunque! Forza Matera! preso con tutti i gusti, Siamo arrivati! Basta, non ce la faccio più! Piero Caputo, allora, finalmente! Non so parole, sono troppo contento! Questi ragazzi sono venuti fin qua! Sono troppo contento, guarda! È la cosa più bella della mia vita, guarda! Bravissimo!
No,